Tu sei un grande amante di Buñuel. Cos'è che ti attrae in maniera più immediata nel suo cinema? Il suo genio è obiettivamente così. Voglio dire che quest'uomo, quando è diventato Buñuel, e quindi siamo intorno agli anni 60 per portare l'acqua al mio mulino, naturalmente, però è così. Buñuel è diventato, prima insomma c'erano, anche se poi fate le prime cose, giusto questo, che di un artista si conosca tutto, però la sua piena personalità la dobbiamo credo come all'Angelo Sterminatore, no? La completezza, l'esplosione del buñuelismo. Secondo te più per ragioni politiche, no, tra virgolette, o artistiche? Nel senso, no, politiche anche in senso, non in senso, diciamo, sì, ho capito, strettamente. ma era un artista. Quando lui diceva il sesso è una cosa privata, lo diceva da artista, non perché fosse pudico, è giusto. La scena dell'allargamento delle cosce alla bambola di legno, diciamo così, è una delle cose più erotiche del cinema. È estremamente pudica, però. Come? È anche estremamente pudica. Hai ragione, è anche pudico. Però devo dire che i suoi modelli così originali, in una meccanica che non si era mai vista nel cinema e non si vedrà mai più, praticamente, cioè delle persone stanno in treno e dice: ti volevo raccontare un sogno che ho fatto, e parte un mondo, tutti attenti a sentire quello che dice questo, di cui non si conosce niente, non si sa, a cose estreme come quella che chiamiamo all'interno della, credo che si faccia una descrizione della borghesia, la soluzione, no? È quella, sì. Lui lo sta confessando, dice, confessa il delitto, ha ucciso suo padre e sua madre. Lui fa: tranquillo, ti do la mia benedizione. Poi vede un fucile e gli spara. Possono sembrare cose violente, ma non lo sono nel mondo di Buñuel, non lo sono neanche. C'è questa feroce critica che dicono verso la religione cattolica, insomma, no? Non credo che sia così in realtà. Lui, anche se si riteneva ateo, su questo ha avuto sempre grandi dubbi. L'esistenza del Dio gli è servita in qualche modo per poter fare il proprio ateismo. Sì. Ma a me una cosa colpisce molto nei film che hai fatto tu e nei film di Buñuel e nei racconti che dei film lui fa dei miei sospiri estremi, nel libro di memorie, è l'apparente semplicità del metodo, del fare. Quando racconta tipo come ha fatto con Jean Andalou, con Dalì, loro si sono seduti, lui dice: io ho sognato la luna, un occhio tagliato, e Dalì dice: io ho sognato la mano con le formiche. Va bene, ok, scriviamolo. Cioè comunque la non, per banalizzare, dire la non cerebralità del processo costruttivo. Assolutamente, non era un cerebrale, lo era molto di più Bergman, diciamo, è giusto, però era il suo talento che aggiustava tutto, che rendeva tutto estremamente complesso. Il cinema di Buñuel è complesso. Tu li ricordi bene L'Âge d'Or e Un Chien Andalou? Perché sono film che ho visto da giovane. Da quanto tempo non li vedi? Saranno 35 anni, credo, sì. Nei cineclub, in qualche cinema hai visti? No, sai, negli anni 70 c'era un tam-tam notevole, no? Era bella quell'epoca perché tutto era sotterraneo, no? Ti arrivavano cassette di cui non conoscevi neanche i nomi, no? Come per le icone, no? Sentivi una musica e non sapevi di chi fosse. No, trovavo molta vicinanza proprio quando Enrico mi ha detto: ah, ma è un grandissimo fan di Buñuel. A parte mi ricordavo questa cosa della Via Lattea, del passaggio, che sembra filmato da te, non sembra una citazione, sembra un'altra delle sequenze. Ma l'ho sempre detto che sei in gamba del si sa scegliere. Sì. No, però trovo molto proprio, mi colpisce molto sta cosa, l'apparente rudimentalità, se vuoi, della forma, cioè la noncuranza, sì. Poi invece è vero. Il libretto che accompagna i 3 film, abbiamo chiesto 2 registi brasiliani, cioè uno è un pezzo storico di Glauber Rocha, l'altro di Giulio Bressane, che ha scritto per questa cosa, e poi 3 scrittori italiani. Il tema era l'occhio tagliato.
questa cosa anche definitiva, no? Primo film, tagli l'occhio, come la vedi? È un po'... Quando l'hai visto la prima volta, io ancora oggi quando lo montiamo per esempio non riesco a vederlo. Sono d'accordo con te perché è una cosa estrema, è come il taglio dei genitali, ecco, per un essere umano, è una cosa irreversibile, cioè tagliare la pupilla vuol dire togliersi la vista, insomma, no? Ma non è più potente dell'accecamento, è come dire azzerare la visione della realtà, è un gesto di una violenza inaudita, è veramente estremo. Lo sai che Buñuel montava un film in 7-8 ore di lavoro? Al massimo? Sì, però ti devo dire lavorava prima. Tu in quanto lo monti un film? Anch'io abbastanza velocemente. Cioè l'ultimo film ho scelto di girare con alla mia destra l'ingegnere del suono, in centro io, a sinistra il montatore, quindi montavo le scene mentre le giravo e me le vedevo dalla sera. Come mai hai messo, chiedo l'ultima cosa legata a Buñuel, in Niente come sembra, come mai hai messo quella scena, quella del passaggio del fosso, dei piedi della Via Lattea quando attraversano il fossato? Come mai ho messo quella? Sì. Beh, c'è la ciclicità dell'errore, cioè uno ha la vista poi diventa cieco e non ha più coraggio di fare il salto mentre un altro lo fa, mi sembrava estremamente simbolica come cosa, molto forte. Grazie. Saluti.